La Regione risponde al sindaco di Cosenza, il cantiere aprirà nella prossima settimana, intanto il Comitato No Metro si rivolge al TAR. La Calabria raggiunge quota 39% di raccolta differenziata dei rifiuti, dice l'assessore Rizzo. Maguccione attacca, la situazione è tutt'altro che rosea, pauroso ritardo nell'attuazione del piano. La denuncia del garante per l'infanzia marziale, neuropsichiatria infantile in Calabria esiste solo sulla carta. Dopo il sequestro di un tratto del fiume Surdo, i residenti della zona si ribellano. La pulizia era necessaria, l'accusa ha compromesso l'ecosistema. Un cane di proprietà di una pensionata ucciso a colpi di pistola a vivo. Sull'episodio indagano i carabinieri. Ritorsione o tiro al bersaglio? Squallido episodio. Il TAR del Lazio respinge il ricorso dell'ex sindaco Papasso avverso lo scioglimento del comune e conferma provvedimento legittimo. E allora buon pomeriggio, grazie per averci scelto. Torniamo al telegiornale delle 14:30 dopo 2 giorni tribolati per via dei lavori fatti dall'Enel che ha, come dire, per un po' di ore impedito ai nostri ripetitori di essere alimentati dall'energia elettrica, quindi chi ha telefonato ringraziamo tantissima gente, ma siamo adesso in perfetta presenza sui vostri teleschermi ed eccoci qui col nostro telegiornale. In prima battuta ci occupiamo di un argomento che tiene sempre banco, è quello legato alla metro leggera. Sapete le polemiche che ci sono, che accompagnano questo cantiere chiuso, mai ancora iniziato realmente, questi lavori che non sono iniziati, il traffico che c'è, le proteste, poi il sindaco di Cosenza che chiede scusa ai cittadini e dice se la regione non avvia i lavori smantello il cantiere che si trova su Viale Parco. Ma c'è la novità ed è rappresentata dal fatto che la regione dice no, andiamo avanti con la metro, quindi la metro si farà. Domani, lunedì, riprenderanno i lavori. Tra domani e lunedì bisogna capire qual è il giorno esatto, riprenderanno i lavori e quindi il cantiere tornerà ad essere vivo, anzi inizierà ad essere un'occasione per andare avanti con questi lavori. Intanto il Comitato No Metro presenta ricorso al TAR, ma vediamo tutto in questo servizio. La questione metro di Cosenza è tutt'altro argomento messo nel dimenticatoio, non fosse altro che per i disagi creati dal cantiere fantasma su Viale Parco. È da tempo che registriamo le lamentele degli automobilisti costretti a sopportare le indicibili sofferenze del traffico per un tratto di strada chiuso ormai da 2 mesi, dove però i lavori non sono mai iniziati. La situazione è critica, tant'è che il sindaco Chiuto, nello scusarsi con i cittadini per i disagi creati, ha minacciato lo smantellamento del cantiere qualora la regione non si attivi al più presto, iniziando i lavori. Ora la replica della regione c'è stata. Dalla cittadella hanno fatto sapere che l'inizio degli interventi partirà lunedì prossimo. In tutto questo c'è da tener conto di altri 2 fattori. Il primo, la società aggiudicataria dell'opera, la CMC di Ravenna, ha presentato la richiesta per accedere al concordato preventivo. Certo, questo può significare tutto o niente, solo il tempo schiarirà l'orizzonte. Fattore numero 2, il Comitato No Metro che non molla, tant'è vero che ha annunciato di aver depositato al TAR Calabria un ricorso contro la progettazione esecutiva dei lavori, il posizionamento del tracciato della tranvia nella città di Cosenza e l'accordo di programma siglato il 12 giugno, accordo che, secondo il legale della parte ricorrente, l'avvocato Rossella Barberio, sarebbe nullo. Nel ricorso sono state inoltre sollevate una serie di illegittimità perpetrate nel procedimento di approvazione della progettazione esecutiva, avvenuta in assenza dei requisiti e delle informazioni previste dalla legge per questa fase della progettazione. I lavori, sempre secondo quanto sostiene il Comitato No Metro, non sarebbero stati preceduti dalle necessarie autorizzazioni edilizie e dalle opportune valutazioni ambientali. E intanto anche sui social cresce la protesta dei cittadini e prende corpo l'ipotesi di una manifestazione di protesta per domenica 16 dicembre. Insomma, la metro è un'opera che continua a dividere e a suscitare polemiche. Vedremo quando vedremo scritta la parola fine di questa lunga, lunghissima, estenuante telenovela. Adesso parliamo di un altro argomento, non da poco, e riguarda la raccolta dei rifiuti.
Ebbene, dovevano essere gli ATO a gestire questa pratica difficilissima e complessa, tant'è che nei giorni scorsi i comuni si sono visti recapitare una lettera che preannuncia la possibilità del commissariamento. Come si traduce questo commissariamento? Se dovesse passare questa linea, l'aumento delle tariffe per noi cittadini legata proprio alla raccolta dei rifiuti. C'è l'obiettivo differenziata, ma ancora la Calabria stenta, tant'è che appena stamattina l'assessore Rizzo ha detto siamo appena al 38-39% la quota di raccolta differenziata. All'annuncio dell'assessore regionale fa eco il consigliere regionale Carlo Guccione, che dice praticamente, accusa la regione di essere ancora ferma sul piano dei rifiuti. Insomma, ritardi spaventosi, dice Guccione. Rizzo invece no, stiamo a buon punto. Vediamo. La questione dei rifiuti in Calabria è da sempre controversa. Da una parte ci sono gli obiettivi fissati dalla legge, il tetto del 65% di differenziata da raggiungere in ogni regione, dall'altra le resistenze e i ritardi delle comunità che, al contrario dei tanti casi positivi, ormai in linea con gli standard nazionali, rallentano l'affermarsi della buona gestione. L'assessore Antonella Rizzo sbandiera i dati del rapporto ISPRA che attestano al 39,7% la raccolta differenziata in Calabria nel 2017, ricordando che nel 2014, nel momento del suo insediamento, si era fermi al 18,6%. Dati che non fanno fare i salti di gioia a Carlo Guccione, che invece punta l'attenzione sulla modifica alla legge regionale prevista nel collegato alla legge finanziaria, che prorogherà fino al 30 giugno 2020 la possibilità di conferimento dei quantitativi trattati anche negli impianti privati. Questo, dice Guccione, è dovuto al mancato rispetto del cronoprogramma previsto nel piano rifiuti relativo al completamento degli impianti di trattamento pubblici. Certamente c'è molto da fare, dice l'assessore Rizzo, ma dopo decenni di stallo la Calabria, con il più 6,5% di incremento nella raccolta differenziata, si colloca ai primi posti tra le regioni italiane. Poi si rivolge alle amministrazioni locali che, superata la fase emergenziale, sono chiamate a dare solidità al sistema. Anche Guccione fa riferimento ai comuni, che ritiene i capri espiatori della regione, poiché dal 1 gennaio 2019 subentreranno nel governo della gestione dei rifiuti, ereditando un disastro dalle criticità difficilmente risolvibili, visto il pressapochismo con cui la regione ha gestito il settore. Beh, insomma, anche questo è un argomento non da poco, che tiene banco da tempo, ma non si riesce a trovare una soluzione. Altrove i rifiuti rappresentano un'opportunità, una ricchezza, qui da noi un peso, come del resto in molti altri settori si registrano ritardi e difficoltà anche di leggere il futuro. Oggi il sistema sanitario nazionale compie 40 anni, il Presidente della Repubblica Mattarella oggi ne ha parlato, ha detto i successi che si sono registrati in questi anni. Beh, il sistema sanitario, 40 anni sono un tempo abbastanza cospicuo per i bilanci. In Calabria ancora la situazione non è come quella che si aspettano i cittadini. Come sapete, nei giorni scorsi il governo ha nominato un nuovo commissario che prenderà servizio, diciamo così, nella giornata di domani o al massimo venerdì, succede a Massimo Oscura, per equilibrare i conti di una regione che è sempre in rosso. Il governo della regione, notizia di qualche giorno fa, ha impugnato il provvedimento di nomina del commissario, si rivolta alla Corte Costituzionale, vedremo come finirà questa partita. E intanto i problemi ci sono, ogni giorno ne spunta uno nuovo, come quello denunciato dal garante dell'infanzia Marziale, che dice neuropsichiatria infantile in Calabria esiste solo sulla carta. Sentiamolo. Solo sulla carta la Calabria ha un reparto ospedaliero di neuropsichiatria infantile. La Calabria è la regione con il tasso più elevato di povertà educativa.
Povertà educativa significa povertà economica, povertà sociale e spesso sfocia anche in disturbi della sfera psichica, e molti di questi ragazzi finiscono poi per fare anche reati, per commettere reati. Da molti anni ormai i tribunali per i minorenni rivendicano un servizio di tal portata in Calabria, lo sto rivendicando io nel corso del mio mandato, e in realtà la beffa è che sulla carta esiste, perché all'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone esiste il reparto di neuropsichiatria infantile, ma di fatto non c'è. Di fatto sono più operatori il dottore Bagalà, che è il direttore della neuropsichiatria, il dottore Paravati, che è quello di pediatria, che in qualche modo sopperiscono dando quello che possono, ma di fatto il reparto non esiste. E in Calabria non ce n'è neanche uno, quindi è la solita storia di emigrazioni. Allora io ho ringraziato oggi il consigliere regionale Pedà perché ha portato la vicenda nella terza commissione consiliare, con la speranza che qualcosa si muova. Questo è un diritto fondamentale di ogni creatura, di ogni minorenne che è in Calabria. Ritardi purtroppo ce ne sono tanti e bisogna recuperare e farlo in fretta. Bene, nella giornata di ieri abbiamo dato l'informazione riguardante un tratto del fiume, siamo al Surdo, siamo nel territorio di Rende, che è stato sequestrato dai carabinieri forestali perché è stato fatto oggetto di alcuni lavori messi in atto senza le necessarie autorizzazioni. Insomma, l'accusa è quella di aver compromesso l'ecosistema di questa parte della città di Rende. Stamattina abbiamo ricevuto in redazione una lettera di alcuni cittadini che ci hanno chiesto di poter dire la loro, nel senso che dice finalmente c'è un po' di pulizia in questa parte del fiume. Noi abbiamo in collegamento proprio dal luogo oggetto d'attenzione Gianluca Pasqua, che è andato lì a verificare, a vedere che cosa è successo e soprattutto perché questi cittadini, lamentano questo provvedimento che è stato assunto dall'autorità giudiziaria. Gianluca, che succede? Eccoci direttore, noi siamo proprio sul campo di battaglia, alle sponde del torrente Surdo, siamo dalle parti di Contrada Linze, Saporito, fra tanti villaggi, una zona molto abitata, molto bella fra l'altro, e siamo su questa sponda che ha subito questo intervento da parte dell'amministrazione comunale, che adesso è sotto accusa per quanto ha fatto. I cittadini aspettavano con ansia un intervento perché lamentavano appunto la presenza di arbusti che poi diventavano ricettacolo di spazzatura. Naturalmente oltre agli arbusti c'è altra vegetazione e da qui l'accusa di aver deturpato l'ambiente e l'ecosistema. Il signor Saverio per esempio è molto contento di quello che è stato fatto. È giusto, è giustissimo, perché qui rischiamo di allagarci, qui non hanno visto prima cosa c'era. Frigoriferi, cose buttati là dentro, cucine, bidoni, spazzatura, tutto. E quindi hanno fatto un'opera benissima, la vegetazione sta crescendo di nuovo. Siamo soddisfatti così, è bellissima adesso. Signor Carmine Vercillo, anche lei che vive in questa zona da tantissimo tempo. Io sono nato qui un pochettino più sopra Surdo, ma qui ho molti dei parenti, amici, ci sto benissimo con gli amici qui nella zona. Io mi auguro solo una cosa, mi auguro solo questo, che questo lavoro fatto qui prosegue fino al ponte che porta Canalette. Sulla sinistra il bivio Rende e Marano, che prosegue per andare verso il ponte di Canalette. Questo è il mio grande piacere, è una soddisfazione enorme perché per vedere com'è la situazione ci deve andare con i propri occhi e ci deve camminare, e così si accorge se veramente si può camminare o è impossibile nemmeno guardarci. Grazie signor Carmine, qui Mario Scarpelli ha inquadrato il cartello, uno dei tanti posti in questa zona, con il nastro che appunto dice che l'area è sottoposta a sequestro, iniziativa dalla polizia giudiziaria. I reati, lo dicevi tu direttore, sono la trasformazione permanente dello stato dei luoghi in assenza di autorizzazione paesaggistico-ambientale, non mancava il nulla osta e fra l'altro l'intervento è stato effettuato in un'area a rischio inondazione R4. Rischio inondazione che in questo momento
momento è addirittura più presente, più importante. Ce lo spiega Luigi, perché dalle parti di via Mattia Preti tutte le sterpaglie, gli alberi, i tronchi che sono stati tagliati sono rimasti lì. No, sì, sono rimasti lì e io non sto a giudicare se era giusto fare questo tipo di intervento, o meglio, era giusto secondo me perché l'aria andava pulita, perché almeno per quello che noi vediamo quando mi affaccio dalla finestra era diventata una discarica ambulante di chi passasse con le macchine. Però non entro in merito alla vicenda perché non conosco bene le dinamiche, se ci sono delle colpe, insomma, chi poi... Però al momento la situazione qual è? Al momento la situazione è quella che hanno lasciato qui, vedo che è tutto bello libero, a prescindere se sono stati fatti, come dicevo prima, non lo so, dai danni, ma al momento lì la situazione, vi invito a venire con le telecamere, ci sono tutto ciò che hanno estirpato dalla terra è rimasto a margine del fiume a ostruire il canale, quindi lì, come dicevi tu, essendo un rischio inondazione è grave. C'è anche un amico collega del residence che può testimoniare anche questa cosa. Spero che adesso, non so se con questo sequestro che è stato fatto i lavori si siano bloccati, però lì sicuramente non può rimanere in quel modo perché è antiestetico ma soprattutto pericoloso. Ecco, direttore, restiamo in zona perché potrebbe arrivare l'assessore Ziccarelli a darci anche qualche delucidazione per capire se, nonostante l'intento di sequestro, si potrà intervenire almeno per rimuovere questi tronchi che ostacolano il corso del fiume. Gianluca, però forse si potevano fare i lavori con tutte le carte in regola, nel senso avendo tutte le autorizzazioni necessarie che corrono per intervento di questo tipo. Magari nessuno dice non fate i lavori. È per questo che aspettiamo il rappresentante del comune per capire proprio se in effetti è mancato. Ecco, sta arrivando in questo momento. E allora se restiamo in linea lo facciamo arrivare ai nostri microfoni. Perfetto, un tempismo eccezionale. Intanto vi dico anche che l'accusa parla di una vegetazione che è stata estirpata, arbustiva, salici, canneti, appunto deturpando l'ecosistema. Assessore Ziccarelli ci raggiunge subito in postazione che siamo in diretta. Il direttore da studio si chiedeva appunto se questi lavori effettivamente sono stati fatti senza autorizzazione necessaria oppure c'è stato un difetto di comunicazione. Buongiorno innanzitutto. Niente, io questo l'ufficio tecnico ritengo che risponda subito a questi quesiti. So che già ieri il sindaco è stato in tribunale per stendere, perché noi capisco tutti, io provengo da una famiglia contadina, quindi mio padre si arrabbiava se toccava una foglia, però poi si deve essere chiari anche su altre cose, perché ci dicono di pulire, noi abbiamo ricevuto avvisi di garanzia addirittura per bonificare alcune aree, poi intervieni e ricevi altri avvisi. Non è facile amministrare le radici, tutto quello che volete, però se noi parliamo con i cittadini e vediamo oggi com'è questo fiume, ritengo che al di là poi se gli arbusti, se le radici, l'erba serva per trattenere il corso del fiume, serva per altre cose, però è anche un fatto di pulizia e di benessere del cittadino, perché se poi siamo incessati non riusciamo a fare niente, perché qualsiasi cosa tocchiamo dobbiamo stare, diventa un problema oggi amministrare, perché i dirigenti stessi hanno il terrore di firmare qualsiasi cosa. Quindi questa risposta la conosceremo più in là? A giorni la sapremo, però noi dobbiamo pure alla fine dobbiamo prendere delle decisioni, cioè se non interveniamo siamo accusati che non interveniamo. Lo stesso problema per gli alberi, noi per gli alberi abbiamo degli agronomi che girano il territorio, quando si taglia un albero c'è una perizia che viene fatta, perché a nessuno di noi piace tagliare gli alberi, però poi cadono durante le intemperie. Un'altra domanda, Assessore, per quanto riguarda la questione del sequestro, si può comunque intervenire adesso per rimuovere gli alberi appunto e i tronchi che limitano il decorso del fiume, in caso di pioggia torrenziale potrebbero rappresentare un problema? Oppure siete con le mani bloccate? Ritengo che questo il sindaco lo chiarirà in questi giorni, perché il problema, noi abbiamo bonificato il fiume perché oltre ad essere pieno di arbusti, come diceva, c'erano anche di tutto, c'erano elettrodomestici, c'erano copertoni, questa era diventata una discarica, non era più un fiume, perché se poi guardate, non entro, io ho rispetto delle associazioni ambientalistiche, però oggi non si può lavorare in questo modo, perché qualsiasi cosa si fa li sentiamo col fiato sul collo. Fra l'altro invece io noto quasi sulla stampa che ci godono quando succedono qualsiasi cosa. A me dispiace che il comune di Rende oggi stia subendo questo, perché l'immagine va a tutta la città, non è il problema del sindaco, degli amministratori, passiamo come degli amministratori maldestri che ci piace rovinare il territorio, cosa che non è affatto vera.
Grazie, grazie all'assessore Ziccarelli, direttore. Naturalmente, dal Surdo è tutto. No, Gianluca, poi naturalmente invitare le associazioni ambientaliste a, come dire, a un appuntamento proprio nel luogo dove sei adesso e esprimono le loro ragioni, quelle che effettivamente hanno poi portato alla denuncia e quindi al sequestro di questa area. Sì, che abbiamo già esposto infatti, e poi naturalmente ci aspettiamo queste risposte sia sulla presenza di autorizzazioni e quindi sull'iter burocratico che ha portato a questi lavori da parte del Comune. Abbiamo rimandato fra qualche giorno la risposta con il sindaco Manna, e anche per capire se si potrà intervenire nelle zone che poi vi faremo vedere nelle prossime edizioni, perché ci sono delle situazioni di pericolo evidenti con i tronchi che limitano il corso del fiume, che è stato deviato praticamente in alcune zone e quindi in caso di pioggia torrenziale potrebbero rappresentare un problema, ricordando che è una zona a rischio R4. Grazie, grazie. Dal Surdo è tutto. Grazie Gianluca, grazie a Mario Scarpelli per le immagini che avete visto. Naturalmente ripeto l'appello, le associazioni ambientaliste, qualora volessero dire la loro, possono farlo tranquillamente, siamo a loro completa disposizione, diamo voce a tutti come è giusto che sia. Adesso andiamo a Vibo, vi raccontiamo una storia bruttissima, un episodio squallidissimo. È stato ucciso a pistolettate il cane di un'anziana signora, una pensionata. Perché? Le immagini crude, terribili, del cane ucciso a colpi d'arma da fuoco lasciano attoniti. Tra la gente è forte lo sdegno dinanzi a tanta barbarie, sintomo di un crescente degrado sociale e culturale che offende un'intera comunità. Era un inerme cagnolino, di proprietà di un'anziana donna, eppure non si è esitato ad ucciderlo a colpi di pistola, lasciando che a trovare l'animale ancora in fin di vita fosse la padrona che, dopo averlo perso di vista per qualche minuto, lo ha rintracciato poco prima che spirasse. Turbata, sconvolta, incredula dinanzi a tanta ferocia, la donna, una pensionata, si è subito rivolta ai carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire gli autori e al movente del crudele gesto. Sulla macabra esecuzione stanno indagando i carabinieri della compagnia di Vibo Valentia. Dovranno stabilire se l'uccisione del cagnolino possa rappresentare una sorta di ripicca verso la proprietaria per cause legate a problemi di vicinato, o se si sia trattato di un macabro gioco, un tiro al bersaglio verso l'animale indifeso. Se già di per sé l'episodio provoca reazione e raccapriccio, si rimane allibiti dinanzi alla sola ipotesi, comunque al vaglio degli inquirenti, che il tutto possa essere il risultato di una diatriba tra vicini, per cui se non si va d'accordo con il vicino di casa, per fargli dispetto gli si spara il cane. Il vicino, comunque, già ascoltato dagli inquirenti, in prima battuta avrebbe negato ogni coinvolgimento, sebbene abbia confermato i pessimi rapporti con la donna, segnati da anni di denunce e contenziosi. Ciò che sconvolge i vibonesi è che questo episodio di rozza violenza giunge oltretutto a pochi giorni di distanza da un fatto analogo che ha avuto come vittima sempre un cane, in quel caso ucciso e poi appeso alla porta d'ingresso di un negozio di abbigliamento come macabro messaggio intimidatorio. Cosa sta accadendo a Vibo Valentia? Perché tanto degrado? Un episodio che non è nemmeno possibile commentare, una cosa veramente di uno squallore incredibile. Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal sindaco di Cassano Allo Jonio, l'ex sindaco Gianni Papasso, e dalla sua giunta verso lo scioglimento dello stesso Consiglio Comunale, ritenendo pienamente legittimo il provvedimento adottato. Vediamolo nel 100 secondi di cronaca. Provvedimento con il quale lo scorso anno è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Cassano Allo Jonio in provincia di Cosenza ha correttamente individuato la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano la sua adozione. Il passaggio conclusivo della sentenza con la quale il TAR del Lazio ha respinto il ricorso dell'ex sindaco Giovanni Papasso, dei consiglieri della sua maggioranza e di 4 ex assessori. Rifiutano di fornire i documenti di identità a 2 agenti di una pattuglia della squadra volante che li avevano avvicinati per un controllo e si scagliano con calci e pugni contro i poliziotti. 2 uomini di 25 e 41 anni sono stati arrestati e posti ai domiciliari nel quartiere Lido di Catanzaro per resistenze e lesioni a pubblico ufficiale. Gli agenti sono stati medicati nel pronto soccorso dell'ospedale cittadino.
Non ce l'ha fatta l'infermiera 57enne in servizio nell'ospedale pugliese di Catanzaro ed investita ieri da un'auto mentre faceva rientro a casa. La donna aveva terminato il suo turno di lavoro nel nosocomio del capoluogo e stava percorrendo la strada di casa quando una vettura l'ha travolta nei pressi di un passaggio a livello. La vittima, soccorsa dai colleghi del 118, è deceduta mentre si trovava proprio nell'ospedale dove lavora da tempo. Sul luogo dell'incidente le volanti della questura di Catanzaro che hanno effettuato i rilievi per stabilire l'esatta dinamica del tragico investimento. Tra i feriti gravi dell'attentato avvenuto a Strasburgo c'è un giovane 29enne di origini calabresi, Antonio Migalizzi. Il ragazzo, giornalista di professione con la passione per la radio, sarebbe stato raggiunto alla base del cranio da un proiettile durante l'assalto terroristico mentre si trovava nei pressi del mercatino di Natale. Leggevo adesso sulle agenzie uno studio della Confcommercio Calabria in base al quale per le vacanze di Natale, quindi per i regali, spenderemo in media in Calabria 170 euro. Leggevo questa notizia e poi preparavo il lancio di questo che vedrete adesso, che parla di licenziamenti e di posti di lavoro persi. Vediamo. Altri 32 posti di lavoro in fumo. La Radi, società in custodia giudiziaria con sede a Palmi, ha di fatto concluso le procedure per il licenziamento collettivo del personale. I custodi giudiziari hanno dato notizia al sindacato della conclusione della procedura di licenziamento e dell'inevitabile chiusura di un'azienda che nel giro di pochi anni è passata ad essere leader nella raccolta e trattamento rifiuti, con un impianto all'avanguardia a un'impresa piena di debiti e che non può essere venduta. L'amarezza del sindacato, altri 32 posti di lavoro in fumo, ha affermato Valerio Romano, segretario generale della Filcams CGL di Gioia Tauro. La Radi, ha spiegato ancora il sindacalista, in custodia giudiziaria ha di fatto concluso le procedure per il licenziamento collettivo del personale. Abbiamo tentato in tutti i modi di trovare una soluzione alternativa, come l'affitto del ramo d'azienda, riuscendo anche a mettere insieme ad un tavolo una società interessata. Purtroppo domanda e offerta, aggiunge ancora Romano, non si sono trovati. I problemi per la Radi iniziano con il primo arresto del proprietario Carmelo Ciccone. Nell'inchiesta della DDA Regina denominata Casa Mia, l'azienda viene sequestrata e il tribunale nomina dei curatori giudiziari. All'inizio le cose non vanno male, ma poi comuni ed enti non pagano per il servizio di raccolta e le commesse cominciano a calare. Una situazione che porta l'azienda dentro una crisi dalla quale non uscirà più. Il risultato finale è che 32 operai della Radi hanno perso il lavoro e con oltre un anno di stipendi arretrati, più alcune 13ª e 14ª ancora da pagare. Un'altra parentesi legata al mondo del lavoro: come sapete stiamo seguendo con particolare attenzione la vertenza che riguarda 4.500 lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità impegnati nei comuni. Nostri approfondimenti, nostri speciali, seguiremo anche l'iniziativa in programma ad Amendolara venerdì, dove ci sarà una grande manifestazione. Il sindaco di Amendolara ieri, partecipando alla nostra trasmissione, il Forum Attualità, ha detto che consegnerà la fascia di primo cittadino al comune, al segretario comunale, e poi parteciperà alla manifestazione in segno di protesta per quello che sta avvenendo. C'è però, a dire il vero, uno spiraglio, una piccola apertura da parte del governo. Vedremo come andrà a finire. Certo, il giorno cruciale è domani, un giorno in cui la Commissione del Senato si occuperà proprio della vicenda lavoratori socialmente utili, pubblica utilità calabresi. Vedremo come andrà a finire. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo e i programmi della rete. Per le altre informazioni vi do appuntamento più tardi. Arrivederci. Come anticipato negli articoli precedenti, l'arrivo di una perturbazione causerà un nuovo peggioramento sulla nostra regione, in particolare sulla Calabria centro-settentrionale, i cui effetti si avvertiranno dalla serata di mercoledì e si accentueranno maggiormente tra la notte e le prime ore della giornata di giovedì, causando localmente anche piogge a carattere di rovescio o temporale, e nevicate inizialmente sopra i 1000-1200 metri su Pollino e Sila, con quota neve in rialzo fino a 1300-1400 metri. Ma diamo uno sguardo al tempo previsto sulla Calabria per le prossime ore. Oggi al mattino cielo da poco a parzialmente nuvoloso ovunque.
Dal tardo pomeriggio sera avremo un deciso aumento della nuvosità sulla Calabria centro-settentrionale, con piogge sparse e con l'accentuarsi di tali fenomeni maggiormente in nottata. Previste anche nevicate al di sopra dei 1000-1200 metri su Pollino e Sila. Altrove cielo sarà tendenzialmente nuvoloso con possibili piogge e deboli nevicate al di sopra dei 1300-1400 metri. Domani cielo generalmente nuvoloso su Calabria centro-settentrionale e piogge sparse anche a carattere di rovescio temporale, in particolare tra la notte e le prime ore del giorno. Nevicate al di sopra dei 1300-1400 metri su Pollino e Sila, 1500 metri su Aspromonte. Altrove cielo parzialmente nuvoloso con possibili piogge. Temperature in leggero aumento. Passiamo ora al comportamento di mari e venti. Oggi mosso il Mar Tirreno con venti o deboli di direzione occidentale, poco mosso il Mar Ionio per venti di direzione settentrionale. Domani mare generalmente poco mosso con venti di direzione variabile. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria.